anniversario della nascita di Antonio Canepa, delle manifestazioni commemorative dedicate a Canepa. Ma diciamo nel 1908, il 25 ottobre del 1908, nasceva a Palermo Antonio Canepa. Nasceva in una famiglia borghese imparentata anche con la migliore nobiltà di Palermo, nasceva in uno dei quartieri più attivi della città, che era quello della Marina, e diciamo, era uno studente particolarmente intelligente che amava molto la cultura, che si approfondiva, che dimostrava diciamo, un'intelligenza e una maturità superiore alla propria età. Certamente nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe stato a capo non solo del movimento indipendentista, ma soprattutto dell'esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia. Cioè nessuno si aspettava che fosse diventato un personaggio, diciamo, trainante dell'indipendentismo siciliano, trainante sia dal punto di vista operativo, sia dal punto di vista giuridico e costituzionale, perché il fatto che i ribelli siciliani, il fatto che il movimento separatista siciliano disponesse di un esercito con regolari divise, con campeggi, con regolamenti, con addestramenti, e persino con la segnaletica stradale che indicava dove era il campo, poneva diciamo, lo stesso intanto Elis, lo stesso esercito, ad essere riconosciuto in campo internazionale in base alle convenzioni di Ginevra e dell'Aia, cioè perché gli spettava, diciamo, dal punto di vista prettamente giuridico, spettava ai soldati di questo esercito lo stesso trattamento dei soldati dell'esercito regolare. Dottor Scianò, quando inizia, diciamo, l'attività evidente di Canepa? Quando è che esce dalla clandestinità? Quando si manifesta la sua intenzione? Canepa ha una vita intensa e sotto certi aspetti controversa, contraddittoria, come l'hanno tutti i giovani della sua generazione, perché noi non dobbiamo dimenticare che la generazione di Canepa, di Attilio Castrogiovanni e di tanti altri personaggi che oggi sono diventati storici, è la generazione che ha attraversato la prima guerra mondiale, il fascismo, la resistenza e in parte il dopoguerra, diciamo, soprattutto per la Sicilia, una parte del dopoguerra. Canepa non è indipendentista fin dalla nascita, diciamo, come può essere successo a qualche altro. Canepa si muove nell'ambito della cultura italiana, però con una sua originalità e con un suo impegno sociale fortissimo. Diciamo, è un libertario, è un uomo che pensa ai diritti dell'uomo, che contesta la figura dello Stato padrone, ecco. Poi le vicissitudini della vita lo portano a aderire anche, diciamo, al fascismo, ma in maniera critica. Diciamo, partecipa anche a delle congiure, ecco, non si sa bene che cosa volesse fare nella ricerca di un sottopassaggio che portasse a Palazzo Venezia, insomma. Però si sa, per esempio, si hanno molte notizie di un tentativo di colpo di Stato a San Marino, che si hanno molte notizie che vede in prima persona Canepa come, diciamo, organizzatore proprio di quel manipolo di giovani che avrebbe dovuto materializzare questo colpo di Stato. Certamente il colpo di Stato non fu fatto, Canepa e altri furono perseguitati, ma il tutto avviene sempre in un modo molto particolare, molto originale, e dopo qualche anno troviamo Canepa che insegna sia all'Università di Palermo sia all'Università di Catania proprio, ed è questo il momento di maggiore
vorrei dire, estrinsecazione del Canepa intellettuale. È un Canepa che si occupa di diritto internazionale, che si occupa di dottrina del fascismo, che critica contemporaneamente i sistemi vigenti in quel periodo. Poi, diciamo, in questo stesso periodo, siccome il mondo, ecco, è già attraversato dalla seconda guerra mondiale, c'è la lotta tra le democrazie e i regimi assolutisti, Canepa si schiera con la resistenza e con la lotta antifascista, dove anche lì si fa riconoscere per la sua genialità. Va bene dottore, adesso andremo ad analizzare punto per punto le varie fasi dell'evoluzione del personaggio Canepa.